Colleghi di Udine, ben ritrovati cari telespettatori dalla redazione di Portogruaro. Andiamo subito a presentare l'ospite di oggi, Gianluca Falcomer, segretario del movimento Dai Monti al Mare, che quindi punta alla realizzazione della provincia Pordenone-Portogruaro, appunto Dai Monti al Mare. Con lui naturalmente parleremo del problema, come sempre, della città metropolitana, di quello che è un po' il deficit di democrazia che si ha, insomma, nel fatto che i comuni non possono scegliere di passare da una provincia all'altra, ma soprattutto da una regione all'altra, a quanto pare, in base appunto alle nuove disposizioni del governo Monti. E quindi naturalmente parliamo di questo anche perché lunedì credo ci sarà un'importante riunione dei sindaci del Veneto orientale, insomma si vedrà se poi da questa emergerà una posizione unitaria o più probabilmente delle molte posizioni diverse. Se andiamo in un altro comune dove non c'è quest'iter, diciamo Gruaro piuttosto che Portogruaro, Veneto o altro, allora se a livello metropolitano si deciderà che un'opera viene fatta o che invece non la si può fare, o che invece un insediamento, una zona artigianale, una zona residenziale o quant'altro non si può o invece si deve fare, a quel punto i cittadini del posto non potranno dire nulla. No, assolutamente, la figura del sindaco sarà sicuramente ridimensionata e poi la nostra rappresentanza sarà sicuramente contratta. Il portoghese godrà di un solo rappresentante in seno della città metropolitana. Su 12 consiglieri, Portogruaro ne avrà uno, San Donà ne avrà uno e Chioggia ne avrà uno. Il veneziano da solo conterà dagli 8 ai 9 consiglieri. Noi saremo sicuramente non presenti. Qui alcuni personaggi vengono a dirci: ma guardate che con la città metropolitana potrete avere autonomia, lo statuto per voi si dedicherà alcune peculiarità. Qui c'è il caos più totale. Venezia ha potuto darci autonomia da quando è stata istituita la regione in poi, non l'ha mai fatto. C'è stata la legge 16 del 94, non è arrivato nulla qui, le risorse sono sempre state irrisorie, sono sempre state spalmate da Jesolo, San Michele, non hanno ancora capito nulla di questo territorio e pertanto addirittura adesso vengono a venderci qualcosa che è ancora più rischioso e pericoloso per il nostro territorio. Bene, allora staremo a vedere che cosa poi si dirà lunedì e che cosa si deciderà nei giorni successivi. Allora, come si sta sviluppando in questo momento il dibattito per quanto riguarda la città metropolitana? Le istituzioni, i comuni stanno dando, i sindaci stanno facendo il loro dovere oppure no? Allora, guardi, io oltre ad essere segretario del movimento sono anche consigliere comunale di Sindaco Maggiore. Non giungono notizie. Sembra che questo tipo di questa faccenda politica, questa opera istituzionale sia riservata all'attenzione dei soli sindaci e forse nemmeno tutti. Ora ci domandiamo, un'istituzione come quella della città metropolitana che determinerà il futuro del nostro territorio non è corretto, non è giusto ed è assolutamente deprecabile, venga trattato in sedi istituzionali occulte. Ora dobbiamo fare in modo che la popolazione sappia cos'è la città metropolitana e a mio parere sicuramente se venisse a conoscenza di cosa rappresenti questo nuovo istituto sicuramente si troverebbe nella situazione di scappare dai territori che finiranno sotto questo nuovo braccio veneziano, esatto. E pertanto i sindaci sono latitanti, discutono tra di loro, forse nemmeno tra di loro. C'è una riunione, c'è una conferenza dei sindaci del Veneto orientale qui a breve, il lunedì. Si svolgerà lunedì. Esatto, si svolgerà lunedì. Adesso io sarò curioso di capire cosa diranno. Diranno già un sì? E si diranno sì in base a quali motivazioni? Ma hanno consultato poi la popolazione? Qui il grande assente sono proprio i cittadini. I cittadini non hanno partecipato a nessun livello di discussione di questa nuova prospettiva. Colpa del governo che ha dato scadenze termini brevi, ma la politica locale ci sta giocando molto marcio su questa strategia. Pertanto diciamo 2 o 3 cose le più importanti per le quali appunto che se i cittadini sapessero
li indurrebbe a scappare dalla città metropolitana? Beh, stiamo parlando di... La città metropolitana nasce come istituto, un istituto metropolitano serve a gestire direttamente territori omogenei. Facendo un esempio, Venezia, Mestre e tutto il circondario hanno una caratteristica di omogeneità urbanistica, pertanto il fatto che siano divisi in comuni diversi implica dei disagi a chi deve amministrare, pertanto questo istituto dà sotto il controllo diretto del sindaco di Venezia determinate competenze. Ora, Sindaco Maggiore o San Michele al Tagliamento, per quali motivi deve essere direttamente gestito dal sindaco di Venezia? Già ora sono lontani, addirittura dovremmo andare a chiedere un qualsiasi parere, una qualsiasi direttiva nel momento in cui dobbiamo fare qualcosa per il nostro territorio. Rappresenta sicuramente un problema gravissimo. Per quanto riguarda per esempio i piani, diciamo, i piani regolatori, insomma gli strumenti di tipo appunto per regolare per la pianificazione territoriale, questi ovviamente verranno decisi solo a livello metropolitano oppure resterà ancora una possibilità di intervento a livello locale? Beh, è chiaro che il piano regolatore è una delle caratteristiche peculiari della città metropolitana. La pianificazione del territorio è una competenza principale per la città metropolitana, altrimenti nemmeno si giustificherebbe. La regione sicuramente avrà qualche competenza, ma sarà la città metropolitana poi a determinare... Ma a quel punto, se a Cinto, che tra l'altro Cinto ormai dovrebbe passare in esatto, provincia di Pordenone, ecco, ma voglio dire, se verrà bloccato, perché si dice sia bloccato anche l'iter per quanto riguarda Cinto. Io lo sto seguendo in questi giorni. Sì, sono voci di corridoio atte a fare malinformazione. In realtà la procedura in commissione sta andando avanti. Io con questo vi ringrazio e vi saluto e passo la linea a Pordenone alla direttrice Anna Zoldani. Grazie quindi a Paolo Zeriali e suo ospite Gianluca Falcomer, che ringraziamo per la sua presenza nella sede di Videoregione appunto dell'Alto Adriatico a Portogruaro. Ben ritrovati cari telespettatori, proseguiamo